abbiamo deciso di non far più di non portare avanti questa tradizione. Lo dice emozionandosi Sebastiano Baccichetti e c'è da capirlo. Quando si finisce una storia centenaria nata 4 generazioni fa, succede questo. Stop allo storico pane vin della famiglia Baccichetti sul Colle San Paolo, il più antico di Vittorio Veneto. La decisione è arrivata ieri, dopo la lettera della polizia locale, introduzione di un nuovo iter burocratico per questioni di sicurezza. Da 10 anni a questa parte bastava una comunicazione ai vigili urbani. L'anno scorso si è un po' complicata, abbiamo dovuto fare una domanda in marca da bollo e fin qua ci stava. Adesso col piano di sicurezza redatto da un ingegnere diventa economicamente complicato. Insomma, per l'autorizzazione serve la valutazione di un professionista, ingegnere o architetto, e questo fa lievitare i costi per chi organizza il panevin. La richiesta di permesso per lo stesso panevin dovrà poi essere firmata dal responsabile dell'evento, accompagnata dal piano della sicurezza firmato da un professionista e controfirmata ancora dal responsabile. Scadenza fissata per il 15 dicembre, poi documento che deve essere valutato dal comune e dalla questura prima del via libera. Non si riesce a capire come si riesca anche a burocratizzare una tradizione, un qualcosa che non ha nessun vincolo di guadagno, era una tradizione e basta, e quello doveva rimanere. Nessuna possibilità di tornare sui suoi passi, anche perché il timore è che il futuro sia peggiore. Se questo è un passaggio, l'anno prossimo sarà più complicato ancora. Ci vorranno i guanti per distribuire la pinza, non so.